Buongiorno a tutti e benvenuti. Noi siamo degli studenti dell'Istituto Tecnico Cecilia De Ganuti di Udine e oggi vi proponiamo uno spettacolo che si intitola Degantiamo e il quale è ispirato all'articolo 3 della nostra Costituzione. I miei compagni vi presenteranno delle frasi dei grandi della storia e dei testi che pongono in risalto l'importanza di questo principio fondamentale per lo sviluppo e il progresso dell'umanità. Lo spettacolo utilizza gli strumenti della musica e del canto e vedrà coinvolti direttamente due allievi della nostra scuola, sordomuti, che con la lingua dei segni accompagneranno l'intera esibizione, dimostrando una volta di più che non esistono barriere. Pertanto siamo tutti uguali, senza distinzione, ma solo pari dignità sociale. Concluderemo con l'augurio di felice giornata a tutti coloro che ogni giorno scelgono di vivere con forza, coraggio e dignità l'articolo 3 della Costituzione. Con Daniele Zammariano al clarinetto, che accompagnerà Valentina Ciani e Varesa Muculani. Dal discorso inaugurale di John Fitzgerald Kennedy, Washington, 20 gennaio 1961. Non chiedetevi cosa il vostro paese può fare per voi, ma che cosa potete fare voi per il vostro paese. L'uomo tiene nelle sue mani mortali il potere di cancellare ogni forma di miseria umana, così come ogni forma di vita. Giunge all'amico, come al nemico, il messaggio che la fiaccola è stata passata a una nuova generazione di americani. Esploriamo insieme le stelle, conquistiamo insieme i deserti, insieme debelliamo le malattie, scrutiamo le profondità degli oceani e incoraggiamo le arti e i commerci. Ricordiamo che un comportamento civile non è segno di debolezza e che la sincerità deve essere sempre provata dai fatti. Non dobbiamo mai negoziare per timore, ma non dobbiamo mai avere timore di negoziare. Dal discorso di Martin Luther King, Washington, 28 agosto 1963. Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia, i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia. Io ho un sogno, che i miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Io ho davanti a me un sogno, oggi. Io ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna saranno umiliate, i luoghi scarbi saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati, e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno. È questa la nostra speranza, questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud. Nella dichiarazione iniziale per la difesa di Livogna, del processo di Livogna, Nelson Mandela, Pretoria, 20 aprile 1964. Il paese stava andando verso una guerra civile, in cui i neri e i bianchi avrebbero combattuto gli uni contro gli altri. Lottiamo contro 2 aspetti che sono il tratto distintivo della vita degli africani in Sudafrica. La supremazia bianca implica l'inferiorità nera. Ho combattuto contro il dominio bianco e contro il dominio nero. Dal discorso dal Forum Permanente delle Nazioni Unite per le questioni indigene, Carlo Petrini, New York, 14 maggio 2012. La Terra Madre non è un partito e nemmeno un sindacato, è semplicemente una rete, un movimento di persone che nel rispetto reciproco delle proprie diversità cercano il dialogo, lo scambio culturale, la solidarietà.
Il diritto al cibo sta al centro di tutto. Il cibo, per essere condiviso, deve essere buono per il piacere di tutti, pulito perché non distrugge l'ambiente e le risorse della nostra terra madre, giusto perché rispetta i lavoratori della terra, dei mari, dei pascoli e delle foreste che, procurando il nostro sostentamento, garantiscono la vita della comunità terrestre. Tutti i popoli devono avere accesso al cibo, buono, pulito e giusto. Saper guardare indietro alle nostre tradizioni e ai sistemi alimentari più sostenibili non è stupida nostalgia. Adesso lasciamo spazio ai compagni Davide Delia, Andrei Maffei e Fabrizio Puzzolo, che esibiranno un brano rap. In questo coro non può mancare chi rappando dà senso alle parole. Felice giornata è la nostra canzone, perché un giorno felice è riunire le culture. Un mondo colorato senza distinzioni, dove tutti sono uguali, idee, pensieri e parole. Unite a rappresentare la musica in gesti, imparando da che ritmo ce l'ha nella testa. Felice giornata a te che per la prima volta hai imparato a guardare la musica con gli occhi. Felice giornata a te che in questo momento hai superato persino le barriere del suono e del tempo. Oggi e domani piacevolmente uguali, senza distinzioni ma solo pari dignità sociali. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. 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 He was my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. He
Bene, allora, adesso si esibiranno i ragazzi dell'Istituto Manzini. Intanto vi inviterei a salire sul palco e mentre si preparano io vorrei ringraziare i ragazzi del Deganuti bravi e soprattutto ringraziare le insegnanti che hanno preparato questi ragazzi, perché io so che significa preparare uno spettacolo del genere, il lavoro che c'è dietro. Quindi bravi ragazzi che sono esibiti, ma bravi anche gli insegnanti che hanno preparato con cura e pazienza i brani e sì, lo spettacolo. Ecco, accomodatevi. Possono venire, sì. In linea con... Il lavoro preparato dal Manzini verrà così illustrato anche da diapositive. Ecco perché stiamo abbassando lo schermo. Entra ragazzi. Tutti insieme e poi verrà diviso da Vista la presentazione prendo un attimo la parola. Benvenuti a tutti, buongiorno, siamo al Manzini, siamo tre classi, la classe seconda FM, poi c'è la terza FM e la quarta FM. Sono tutti studiosi di diritto e spero che abbiano approfondito in maniera adeguata appunto l'articolo 3 della Costituzione. Parte con l'esposizione del lavoro alla classe seconda FM. Allora adesso presenteremo una lettura di una poesia. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli, Giuseppe Ungaretti. Risuona nella notte la parola fratelli. È una parola tremante con la quale il poeta Giuseppe Ungaretti intende far riecheggiare la fragilità umana dei soldati nell'atroce scenario della guerra. Egli percepisce come tutti gli uomini siano fratelli, accomunati da una stessa condizione di precarietà, indipendentemente dalla divisa che portano. Ma potremmo fare nostra questa poesia dicendo che tutti gli uomini sono fratelli, senza distinzione di colore della pelle,
senza distinzione della professione di fede e soprattutto senza distinzione della terra di origine. Tutti gli uomini sono fratelli, poiché abitano sotto il medesimo cielo dell'umanità. Ciò è sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Che nel preambolo afferma che il riconoscimento delle dignità e dei diritti uguali e inalienabili dell'uomo per tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. All'articolo 1 si legge poi che l'uomo nasce libero ed uguale in dignità e diritti. Essi sono dotati di coscienza e ragione e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Tali principi sono contenuti anche nell'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Nonostante ciò, solo l'uguaglianza formale viene riconosciuta, mentre quella sostanziale troviamo ancora varie disuguaglianze. È una disuguaglianza il fatto che la donna non ha ancora la stessa dignità dell'uomo. Questo lo troviamo nella storia. La donna è sempre stata considerata come un oggetto, ma inoltre questo lo possiamo trovare anche nelle statistiche. Infatti la donna non riesce a ricoprire le cariche istituzionali più importanti e prende circa il 27% in meno di quello che prende un uomo. Inoltre lo possiamo trovare anche nei femminicidi, che nonostante siano in calo sono comunque numerosi. Inoltre sono 6.788.000 le donne che hanno subito violenze sessuali o fisiche. È disuguaglianza anche il fatto che molte persone omosessuali siano oggetto di scherno, di discriminazione e di offese per il loro orientamento sessuale. I fatti di cronaca ci parlano di aggressioni, violenze fisiche e ambientali nei loro confronti, ma ci parlano anche di molti adolescenti che si tolgono la vita perché non accettati e derisi dai propri coetanei. Si crea disuguaglianza anche per effetto delle legalità. Infatti possiamo essere diversi per il sesso, la religione, l'orientamento politico e la nazionalità, ma la legge ci rende tutti uguali sia in diritti che doveri, tutelandoci e creando le basi per una società civile. L'usura, l'evasione fiscale e gli atti di ogni tipo dividono la società in due parti, le vittime e i prevaricatori. Questi ultimi, per soddisfare i propri bisogni, danneggiano l'intera comunità. È quindi necessario creare una cultura basata sulla legalità, dove ci sia libertà per tutti e gli stessi doveri e diritti. Allora, una disuguaglianza che nella storia è stata particolarmente prepotente sono state le discriminazioni razziali. Queste forse hanno conosciuto il culmine nella seconda guerra mondiale, ad esempio con la Shoah, che è lo sterminio degli ebrei, e le leggi razziali emanate dalla Germania ma anche dall'Italia e da altri stati individuano una razza che è quella ariana, che è un sinonimo di perfezione. Il razzismo divenne legge nel Sudafrica con l'apartheid, una discriminazione razziale contro la popolazione nera introdotta, rimasta in vigore fino al 1994, che fu abolita grazie a Nelson Mandela. Anche negli Stati Uniti ci fu una discriminazione razziale, che solo con Martin Luther King furono riconosciuti i diritti civili agli afroamericani. Il razzismo però non è un fenomeno che riguarda solo il passato, ma al contrario è una germe tuttora presente nella società, che è incrementato dalla xenofobia, che è la paura dello straniero, la quale sta trovando spazio in seguito ai consistenti approdi di migranti in Europa. Uno scrittore,
Gian Antonio Stella, in un libro intitolato Lord del 2003, ci ricorda che la storia dell'emigrazione italiana, che è caratterizzata anche quella da luci e ombre, in cui tra quei 27 milioni di persone che emigrarono dall'Italia tra il 1876 e il 1976, cioè si ricordano soprattutto solo le persone che hanno fatto grande il loro nome e quello della terra in cui si sono stanziati d'origine. Perfino lui in un libro dice anche, vuole aggiungere che perfino l'accusa più nuova dopo l'11 settembre 2001, cioè tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, cioè che non sono solo gli italiani che non sono solo, siamo anche noi a seminare terrorismo o anche a rubare il lavoro e gli squilibri demografici per il numero di figli di donna. Tra un terrorista che si definiva Mario Buda, un fanatico romagnolo che si faceva chiamare Mike Boda e che il 16 settembre 1920 fece saltare per area Wall Street frenando il respiro di New York 80 anni prima di Osama Bin Laden. Occorre poi prestare attenzione di non ricordare il fatto che si possono commettere disuguaglianze nel ricordare le disuguaglianze. Infatti la Shoah non è stata l'unica infamia della storia ed è per questo che adesso leggerò un pezzo di intervento fatto da Claudio Magris al Quirinale nella giornata della memoria. Altre infami violenze, Gulag, la tratta dei neri e molte altre, hanno fatto anche più vittime. Popoli interi sono periti nei secoli in violenze indicibili e sono scomparsi nell'oblio, cancellati perfino dalla memoria, periti senza avere la possibilità o la forza di far giungere a noi il grido della loro sofferenza. A questi milioni di oscuri di ieri, dell'altro ieri, di oggi, dobbiamo altrettanta attenzione e memoria, in quanto sono esposti all'ulteriore violenza dell'oblio, contro la quale dobbiamo lottare. Così le vittime degli altri genocidi non sono meno vittime di quelle della Shoah, come ad esempio la Ruanda, gli armeni, che però hanno un eco minore. Ciò che ci colpisce è ciò che accade in Europa o in Occidente, mentre ciò che non è vicino a noi non lo riteniamo rilevante. Siamo tutti Charlie Hebdo, Parigi o Bruxelles, ma pochissimi, quasi nessuno, sono Istanbul o Damasco. Sembra non riguardarci ciò che accade in Siria, in Afghanistan e in Libia. Non si parla del fatto che la Siria sta poco a poco scomparendo e che solo in 5 anni di guerra infernale sono morte 470.000 persone. Sono dati agghiaccianti che però non vengono citati dai mass media. Quando si cita il termine Shoah, la frase tipica è ricordare per non ripetere. Quando, ora come ora, l'umanità sta ricommettendo gli stessi errori, poiché pensa che con la violenza si possa risolvere tutto. La distruzione di interi popoli porterà alla liberazione di un solo popolo, però con la coscienza sporca. Non sono bastati i milioni di morti durante le guerre mondiali, i 270.000 in Siria, i 21.000 in Afghanistan e i 3.000 in Libia in soli 2 anni a farci capire che l'uomo si sta autodistruggendo e che di esso rimarrà solo cenere, poiché l'egocentrismo, la supremazia e il razzismo portano via tutto ciò che di umano c'è al mondo. Cosa possiamo fare quindi per ottenere l'uguaglianza? Innanzitutto ci dovrebbe essere un aiuto dallo Stato, in quanto dovrebbe creare istituti di cultura in modo da creare rispetto. Dovrebbe garantire a tutti una casa, un lavoro, e questo lo potrebbe fare grazie a dei prestiti. Alcune di queste iniziative sono già in atto, ma non sono bastate poiché la situazione è molto grave. Questa non è tuttavia, i problemi non possono essere risolti solo dalle istituzioni, ma dobbiamo risolverli anche noi, nessuno escluso. Infatti è necessario informarsi, conoscere, accettare le diversità e respingere l'indifferenza. Siamo tutti complici se voltiamo la testa dall'altra parte e se facciamo finta di non sentire e non vedere tutti i soprusi e tutte le derisioni fatte. Ma non conoscere non è sufficiente, bisogna impegnarsi e bisogna agire. Infatti la memoria senza impegno diventa sterile.
Bene, allora adesso la quarta, che è sezione AFM, no? Il nome strano, che è quello della gioveria, cos'è? Ecco, ci esporrà alcuni aspetti dell'eguaglianza e in particolare hanno approfondito il sessismo a differenza fra i sessi e quindi alcune considerazioni verranno lette dagli alunni di questa classe. Vai. Allora, il sessismo è una forma di discriminazione tra gli esseri umani basata sul genere sessuale, più frequentemente a svantaggio di quello femminile, e in campo ad esempio sociopolitico, culturale, professionale o semplicemente interpersonale. Spesso il sessismo è di natura maschilista e nel 2014 l'Italia è al 69° posto della classifica mondiale sulla parità di genere compilata dal WEF e al 114° posto per quanto riguarda la partecipazione delle donne nel settore economico. E sono vietati comportamenti discriminatori diretti o indiretti, palesi o occulti, come ad esempio i test di gravidanza che vengono fatti nel momento dell'assunzione e ad esempio quando viene richiesto se si ha figli oppure se si desidera averli. Abbiamo poi analizzato anche la disuguaglianza a livello della sanità, in quanto nell'articolo 32 viene considerato sia come principale diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività, perché non si riflette solo sulla sfera individuale ma anche sull'intera società. Deve mirare quindi non solo a curare le persone ma anche a prevenire patologie varie, e è stato dimostrato che i cittadini in condizioni di svantaggio economico sono più predisposti ad ammalarsi, a morire, e il rischio di morire inoltre accresce con il diminuire del titolo di studio. In Italia inoltre le disuguaglianze a livello sanitario sono più intense nel sud d'Italia rispetto al nord, anche per le strutture che ci sono distribuite nel territorio. Esistono poi diverse disuguaglianze sono legate alle caratteristiche biologiche e sono un esempio la diversa probabilità di fruire di un determinato intervento terapeutico, e poi le disuguaglianze nell'accesso e dell'utilizzo dei servizi sanitari che sono legate a fattori economici, geografici e socioculturali. In Italia ci sono 4 milioni di persone disabili che affrontano alcuni problemi, a partire dalle barriere architettoniche, che sono degli elementi costruttivi che impediscono gli spostamenti a persone con limitata capacità motoria. E la normativa è disciplinata dalla legge 1389 e stabilisce le modalità con cui deve essere garantita l'accessibilità nei vari ambienti, e la legge 104/92 è la legge di riferimento sul fronte delle tutele previste per il soggetto interessato, e per poterne beneficiare è necessario un handicap grave e allo scopo di prevenire le condizioni invalidanti che impediscono uno sviluppo della persona umana. E per quanto riguarda la disabilità nel mondo del lavoro, si assiste ad un collocamento mirato, quindi una serie di provvedimenti che consentono al disabile di inserirsi adeguatamente sul luogo di lavoro, e anche delle assunzioni obbligatorie a carico del datore, in quanto a seconda del numero di dipendenti lui deve riservare alcuni posti a favore dei disabili o anche dei loro familiari. Le problematiche sono che appunto spesso i disabili lavorano senza un vero e proprio contratto, oppure percepiscono dei compensi inferiori rispetto alle mansioni che svolgono. E per quanto riguarda invece la disabilità nel mondo scolastico,
e rispetto al numero complessivo di studenti disabili sono circa il 3% e per loro la scuola rappresenta un'importante occasione di inclusione sociale, solo che alla fine del percorso scolastico pochi riescono a continuare gli studi, per cui le famiglie percepiscono un senso di abbandono, anche perché la spesa pubblica che viene data a favore dei disabili è molto inferiore rispetto alla media europea. Allora, il termine schiavo deriva dal latino sclavus e significa prigioniero slavo, e il fenomeno dello schiavismo ha il culmine tra il XIV e il XVI secolo, e nel 1807 la Gran Bretagna fu modello per tutti gli altri paesi europei e abolì la schiavitù, e solo che anche oggi la schiavitù è presente in Asia e in Africa e l'ONU sta cercando di contrastarla. Nel 1926, con la Convenzione internazionale della schiavitù di Ginevra, si cerca di abolire e di condannare tutte le forme di schiavismo, e nel 1948, attraverso la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta dall'ONU, si cerca di combattere questo fenomeno. La principale forma di schiavitù si manifestò in Africa, dove venne schiavizzato tra il 65 e il 90% della popolazione di Zanzibar e oltre alla metà di quella di Madagascar, e in America dove con l'inizio della colonizzazione vennero schiavizzati tutti i popoli indigeni, e nel 1713 gli inglesi ottennero il monopolio del mercato degli schiavi. Le principali forme di schiavismo sono il lavoro forzato, che tutti conoscete, il lavoro minorile, che è il lavoro forzato però applicato ai bambini, e il fenomeno degli mogli bambini, cioè matrimoni precoci di circa 700 milioni di ragazze che vengono obbligate a sposarsi in tenera età con uomini più grandi di loro. Attualmente ci sono in corso degli studi in cui si verificano anche che ogni anno ci sono 70.000 vittime tra i 15 e i 19 anni di parto. Bene, io parlerò delle disuguaglianze sul lavoro. Ci sono diverse categorie sulle disuguaglianze tra lavoro, e la più importante direi che è quella tra uomini e donne, in quanto le donne vengono discriminate sul posto di lavoro perché appunto rischiano di discriminare la carriera perché possono avere una gravidanza, e questo può compromettere appunto il rapporto di lavoro, e spesso i datori di lavoro decidono di non assumere le donne appunto per questo, diciamo, problema che si viene a creare. Oltre a questa disuguaglianza sulla decisione appunto di assumere, le donne hanno un salario minore rispetto agli uomini e vengono dati anche minori contributi, e comunque le donne hanno un più lento miglioramento della retribuzione. Oltre alle discriminazioni tra uomo e donna, diciamo che c'è anche quella tra giovani e anziani, in quanto i giovani non sempre possono finire i loro studi, e una volta finiti i loro studi, anche se fanno quelli universitari, non riescono subito a trovare un posto di lavoro. Questo è anche, nonostante le nuove riforme, non si riesce comunque a migliorare, e c'è anche una forte differenza tra nord e sud, in quanto al nord la disoccupazione giovanile è minore rispetto a quella del sud Italia. Un'ultima distinzione è appunto la differenza tra italiani e stranieri. La disuguaglianza tra italiani e stranieri, in quanto gli stranieri non vengono preferiti rispetto agli italiani, perché si pensa che gli stranieri possono magari fare danni all'interno dell'azienda o non siano affidabili. E appunto questa è una barriera che deve essere tolta, perché gli italiani e gli stranieri lavorano allo stesso modo, anzi a volte gli stranieri lavorano anche più degli italiani, però comunque hanno una retribuzione minore rispetto agli italiani e vengono appunto sfruttati spesso e vengono discriminati sul posto di lavoro. Allora, il razzismo si riferisce a un'idea scientificamente errata, ossia che la razza sia caratterizzata da diverse capacità intellettive, morali e valoriali. Con il razzismo, diciamo, si cerca di creare delle gerarchie tra razze, ossia formata da razze sia superiori che inferiori. Il razzismo nasce nell'età coloniale, quando gli americani giungevano in Africa per catturare le persone di colore, che poi venivano deportate
venivano deportate nei territori americani dove venivano sfruttate nelle piantagioni di cotone. Amnesty International, secondo diversi studi, ha rilevato che ci sono diverse chine razziste pericolose nelle società europee. Queste chine razziste sono caratterizzate verso i migranti, i rom e gli omosessuali. Proprio per questo sono nati dei movimenti per cercare di evitare questo fenomeno. Durante la seconda guerra mondiale Hitler voleva creare una razza perfetta detta razza ariana, e proprio per questo iniziò uno sterminio di tutte le razze che non erano considerate ariane, e questo provocò circa 11 milioni di morti. Allora, le discriminazioni nel mondo del lavoro per il genere. Sebbene le qualifiche delle donne siano uguali o maggiori rispetto a quelle degli uomini, spesso il riconoscimento non è lo stesso, anzi per le donne è molto inferiore. Secondo alcuni dati, difatti alcune statistiche della Fondazione Rodolfo De Benedetti, le donne sono ancora sottopagate e discriminate nel mondo del lavoro. Una donna, difatti, in media guadagna il 37% in meno rispetto agli uomini. Per risolvere questo problema è stato istituito un vero e proprio sistema normativo, appunto per abolire la disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Il primo di questi provvedimenti è la pensione di vecchiaia, il cui il fine è quello di abolire l'obbligo di comunicazione preventiva se si vuole proseguire il lavoro oltre il periodo di pensionamento previsto. Il secondo provvedimento sono le sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro che non rispetta questa tutela nei confronti delle donne. E le adozioni internazionali, inoltre, sono dirette a sancire il divieto di licenziamento nel periodo che va tra la comunicazione della proposta di adozione e un anno dall'inserimento del bambino nel nucleo familiare. In Italia diciamo che c'è un'ulteriore discriminazione per le donne sia di razza che di genere nel mondo del lavoro, e difatti il loro inserimento è molto lento. La discriminazione razziale. Ai sensi della legge è considerato discriminatorio ogni atto che direttamente o indirettamente comporti la distinzione, l'esclusione o la reclusione basata sul colore, la razza o l'etnia. Il razzismo nella storia. Il razzismo compare in Europa a metà del XIX secolo e il suo fondatore, il conte di de Gobineau, scrisse un libro sull'inuguaglianza delle razze. Alla fine del secolo Chamberlain, forte ammiratore dei tedeschi, riprese le teorie di de Gobineau, sostenendo che ogni uomo, solo per il fatto di appartenere a una certa razza, possiede determinate caratteristiche che lo contraddistinguono. Il fine ultimo dei tedeschi era quello del dominio del mondo, e Chamberlain sostenne teoricamente la razza ariana. Hitler chiedeva allo Stato tedesco che in fatto di politica estera rispettasse lo spazio vitale del popolo tedesco, e a tale scopo vennero realizzati i lager, i campi di sterminio. Le razze da sterminare erano prevalentemente quella ebraica, gli zingari e tutti gli uomini deboli, malati, oppositori politici. Il razzismo è una sorta di autodifesa rozza e primitiva contro la perdita di identità e di valori. Con razzismo si addebitano ai più deboli e ai diversi le cause del malessere collettivo. Tali categorie, essendo già abituate all'emarginazione, possono anche soffrire di antagonismi sociali con meno tensioni di quelle che abitualmente
vengono progressivamente declassati a livelli ritenuti assolutamente inaccettabili. Il rapporto di Amnesty International, intitolato Scelta e pregiudizio, discriminazione contro i musulmani in Europa, illustra l'impatto negativo della discriminazione nei confronti dei musulmani, basati sulla loro religione e sulle loro credenze, sui diversi aspetti della loro vita, compresa l'occupazione e l'istruzione. Allora, il rapporto si concentra prevalentemente su dei paesi europei nei quali ci sono state delle limitazioni in ambito di costruzione di edifici per il culto della religione musulmana e per il fatto che le donne musulmane non possono indossare il velo integrale. I datori si sentono e sono autorizzati a discriminare anche per il fatto che l'azienda avrebbe un'immagine meno neutrale se avesse dei dipendenti musulmani o che comunque dimostrino la loro religione indossando simboli appartenenti appunto alla religione musulmana. Questo ovviamente va in contrasto con la legislazione di antidiscriminazione dell'Unione Europea. C'è stato un altro rapporto presentato a Vienna nel quale viene presentato che ci sono state delle situazioni di discriminazione e comunque di situazioni di intolleranza a danni dei cristiani. Indossare simboli religiosi appunto è un elemento costitutivo della fede e questo viene citato nella sentenza della Corte Europea dei diritti umani relativa alla decisione presa per la rimozione dei crocifissi nelle scuole pubbliche nelle scuole pubbliche o nei luoghi pubblici. Allora, la discriminazione per le persone disabili. La Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili stabilisce che per discriminazione per disabilità si intende la distinzione, l'esclusione o la remissione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio su base dell'eguaglianza con altri di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in ambito politico, economico, culturale, sociale o in qualsiasi altro campo. Le persone con disabilità incontrano spesso degli ostacoli che vengono chiamate barriere architettoniche. Queste possono essere di più tipi, quali verticali, orizzontali, antropometriche, ambientali o ergonomiche. Le persone con disabilità vengono spesso escluse o discriminate in ambito lavorativo, ma anche in ambito familiare. Infatti i bambini con disabilità sono spesso più a rischio di essere discriminati o maltrattati. Ci sono diversi tipi di discriminazioni nel mondo lavorativo, quali l'assenza di servizi durante la ricerca del lavoro e durante la selezione di autocandidature. Infatti alcuni centri per l'impiego escludono le persone con disabilità. Durante lo svolgimento di concorsi pubblici ci sono delle discriminazioni anche per le donne disabili e ci sono anche delle situazioni di mobbing quali l'emarginazione o abusi psicologici. Ci sono due tipi di discriminazione, quella diretta è quando una persona con disabilità viene trattata in modo diverso da una persona senza disabilità e quella indiretta quando un atto, una disposizione mette in svantaggio una persona con disabilità. I bambini con disabilità sono circa 3,7 volte a rischio di subire forme di negligenza e 3,8 sono a rischio di subire maltrattamento fisico. Il 4,0 sono a rischio di subire abusi sessuali. La legge numero 97 del 2006 permette di avviare una causa civile contro comportamenti di discriminazione. La causa può essere avviata sulla base di semplici elementi di fatto senza prove. Il giudice può servirsi di prove presunte nel determinare la discriminazione. Questa legge viene scarsamente applicata perché poco riconosciuta e bisogna riconoscere alle persone portatrici di handicap gli stessi bisogni comuni e non bisogni speciali. Nelle attività sportive, soprattutto praticate quelle a livello agonistico, sono presenti delle discriminazioni. Le donne hanno avuto numerosi successi, ma sono ancora considerate delle dilettanti.
Ad esempio una maratoneta, quando vince un premio, vince la metà di quello che vincerebbe un uomo percorrendo lo stesso percorso. Le donne in abito sportivo non godono di tutela provvidenziale, contratti collettivi e tutela per la maternità.